Lep dober večer. Jaz bi za uvod predstavila naša današnja gosta. Dogodek organizira skupina v okviru pobude Staknimo glave. Gre za predstavitev dobre prakse namestitve migrantov, ki jih izvaja italijanski solidarnostni konzorcij, Consorzio Italiano di Solidarietà. Z nami danes zvečer sta Gianfranco Schiavone, ki je predsednik italijanskega solidarnostnega konzorcija, in Tomaž Gregorc, socialni delavec za pomoč migrantom, ki dela v okviru konzorcija. Pozneje se nam bo pridružil še gospod Ugo Poli, ki je odgovoren za točko v okviru centralne evropske iniciative na področju migracij. Jaz bi, preden dam besedo gostoma, nekaj uvodnih misli, da nas popeljem malo v zgodovino, v smislu, da je zavračanje in stigmatiziranje tako imenovanega skonstruiranega drugega bilo skozi zgodovino vedno povezano tudi s prostorsko segregacijo, o čemer bomo danes veliko govorili. Če gremo zelo nazaj, že v starogrških mestih so stigmatizirali tujce, metojkoj, ksenoj, tako imenovani neatenci, nedržavljani, niso imeli dostopa do grške agore, niso imeli dostopa do javnega mesta, kjer se je razpravljalo o zadevah javnega življenja, javnega pomena. Suženjstvo vemo, da prinese spet distinktiven tip tudi prostorskega razločevanja, ki poteka prek hierarhičnih odnosov med gospodarjem in sužnjem. Slednji je prisiljen izražati lastno služabništvo z delom in življenjem, ki poteka v izolaciji in hkrati izven vidnega polja gospodarja. Foucault je v svojih delih nazorno opisal, kako so skozi zgodovino se oblasti znebile tujcev, bolnih, iztrpale na tako imenovane ladje norcev, očistile mesta, nesnage in jih prepustile domnevno pravim državljanom. Takih primerov iz zgodovine poznamo zelo veliko. Spomnila bi nas še na položaj žensk, recimo v 19. stoletju, obsojenost na privatnost, niso imele vstopa v kavarne, recimo coffee shope, ki so se takrat odpirale po evropskih mestih, kjer so torej izključno moški prostorsko v določenih prostorih razpravljali o javnem življenju. Svetovni vojni ustvarita koncentracijska taborišča, v katerih umira milijone ljudi. Evropa v zadnjih desetletjih ponovno obuja tako imenovane cone nične tolerance, cone, s katerimi čistijo ulice, čistijo mesta, predele mest, nezaželenih Romov, migrantov, seksualnih delavk in tako naprej. Evropa ponovno v kontekstu migracij gradi taborišča, centre za tujce, ki jih ne poimenujemo več koncentracijska taborišča, ampak različno centri pridržanja, centri začasnega zadrževanja, oziroma, kot se spomnimo povedne slovenske različice izpred 15 let, centri za odstranjevanje tujcev. Danes smo tukaj zato, da odpremo razpravo o alternativah praksam zapiranja, o alternativah, ki prinašajo dezinstitucionalizacijo, ki prinašajo destigmatizacijo, tudi deviktimizacijo, demedikalizacijo ljudi, ki potujejo, ki so na poti. Italijanski solidarnostni konzorcij je organizacija z več kot 20-letno tradicijo, ki je bazirana v Trstu. Trst sam ima več prošenj za azil, kot jih ima celotna Slovenija. Praksa konzorcija, kot bomo slišali, izhaja iz prepričanja, da so centralizirane namestitve v obliki kampov, v obliki centrov, azilnih domov, geti, ki povzročajo izolacijo prosilcev za azil, migrantov, beguncev. Zato izvajajo sistem namestitev v stanovanjih, ki jih najemajo na nepremičninskem trgu in poleg tega izvajajo tudi številne druge programe, preko katerih asistirajo migrantom in migrantkam. Zdaj bom predala besedo današnjima gostoma. Sono molto contento di essere qui perché volevo da tempo cercare di costruire qualche
relazione, di conoscenza e di scambio con la realtà della Slovenia, a cui siamo tanto vicini, e vorrei veramente cogliere questa come l'occasione per farlo. Dober večer, zelo sem zadovoljen, da sem lahko tukaj z vami, ker si že več časa želimo vzpostaviti mrežo oziroma neko povezovanje med Slovenijo, ker smo zelo blizu Italije, in pač med dvemi teritoriji, in bi danes izkoristil to priliko, da se spravimo na to pot povezovanja. Allora sì, vi racconterò della nostra esperienza, ma è chiaro che vi devo prima raccontare come dire, un po' qualcosa in più del contesto nazionale in cui noi viviamo, perché comunque anche l'esperienza di Trieste e dell'ICS sta dentro il sistema italiano, come dire, e ne vive le luci e le ombre. Preden se natančneje lotim predstavitve modela v Trstu, ki ga izvajamo, bi rad orisal kontekst, nacionalni kontekst Italije, ker pač tudi mi delujemo v tem nacionalnem kontekstu in pomeni, da si delimo tako svetle kot temne strani. Penso che chi vive all'estero chi vive appunto fuori dall'Italia faccia molta difficoltà a capire diciamo, come funziona il sistema italiano, perché notoriamente il sistema italiano è già una fase strana. Il sistema italiano vuol dire non sistema di solito, quindi è tutto molto molto confuso, però cercherò di dirvi come funziona o dovrebbe funzionare. Kdorkoli pač nima izkušnji z Italijo in z načinom dela v Italiji, težko razume sistem, ker v resnici bi lahko govorili celo o neki vrsti nesistema, ker v Italiji pač nič ne deluje. In bom skušal ravno zaradi tega vam orisati, kako bi lahko oziroma kako bi moral delovati. Per esempio vi faccio vedere questo grafico, non tenete conto dei numeri, perché i numeri sono aumentati, adesso vi dirò. Tole je grafikon, ne se koncentrirati na številke, ker so se številke povečale, zdaj bom pa razložil. Ma ciò che è importante è vedere che in Italia i sistemi nazionali pubblici di accoglienza sono 3. Pomembno je razumeti, da v Italiji imamo 3 javne projekte nastanitev. Il primo, questa tabella qui, comincia da qua, 1, 2, 3. Il primo è costituito da una esperienza, da una realtà che tutti capiscono molto bene e purtroppo anche capite bene anche in Slovenia, cioè sono i centri collettivi a diretta gestione dello Stato. Prva izkušnja je tista, ki pač jo poznajo skoraj povsod in jo poznamo tudi tukaj, in gre za kolektivne centre za nastanitev. Questi hanno al momento effettivamente il numero che gli è indicato, cioè poco meno di 10.000 persone. Tule številka ustreza realnosti današnjega dne, približno 10.000 je v teh centrih. Sono tutti luoghi molto, molto brutti e spesso luoghi che sono stati interessati anche da parecchi scandali e infiltrazioni della criminalità. Gre za precej grde prostore, ki proizvajajo in so bile večkrat tudi v medijih in drugje zaradi škandalov in pa infiltracije criminala znotraj teh centrov. La seconda colonna indica i posti cosiddetti SPRAR, che è una sigla che indica, che sta per Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, e che indica invece i posti che sono assegnati ai comuni. Druga tabela SPRAR, gre za sistem zaščite prosilcev za azil in beguncev, ki vključuje pač približno to število ljudi, je projekt, ki ga država namenja in ga daje v roke občinam, pomeni so občinske, na občinski ravni se izvajajo. Infine, e parleremo soprattutto di questo, naturalmente, oggi, perché la nostra esperienza si rifà a questo modello. In o tem modelu bomo danes govorili, ker naša izkušnja v bistvu raste znotraj tega modela. La terza tabella purtroppo appunto indica tutto il resto, che come vedete in fondo comunque, anche se i numeri sono ancora maggiori, oltre praticamente oggi abbiamo circa 70.000 persone, nel sistema che non c'è, cioè in tutto quello che non è né il CAR né lo SPRAR, ma sono i centri straordinari dati cosiddette emergenze. Zadnja tabela, ko vidite tudi številka, pač število najbolj množična, danes dosega celo številko 70.000, je vse, kar spada pod drugo, torej nekaj, kar bi lahko definirali kot nesistem oziroma ni sistematizirano.
E poi vedete, interessante in realtà, l'ultima colonna, la distribuzione percentuale, no, tra le varie regioni italiane, perché va detto che a partire dagli ultimi 2 anni c'è stata una forte spinta comunque di tutti e 3 i sistemi, ma in particolar modo sia ovviamente vedremo dello SPRAR, a cercare di fare in modo che la presenza sia il più distribuita possibile fra le varie regioni. Zadnja tabela nam govori o distribuciji pač ljudi, o prisotnosti v procentih ljudi po različnih regijah in v zadnjih letih se dela ogromno na tem, da bi se ta razporeditev ljudi nekako malo bolj znivelizirala, predvsem znotraj sistema SPRAR. Se per esempio guardate queste 3 torte, queste 3 tabelle, c'è la distribuzione dei rifugiati in Italia nel 2013, quasi tutti erano concentrati in Sicilia, in Puglia, in Calabria e nel Lazio, che vuol dire Roma. Mislim, ne bi prevod, skratka, tole je bolj proti jugu Italije, smo usmerjeni, največ ljudi seveda bilo tam razen Lazio, ki pač imajo stvar pod Rim. Per esempio già si vede che la situazione è molto diversa nel 2014. In situacija leta 2014 vidite je že malo drugačna. È ancora diversa, ancora migliore nel 2015, dove diciamo che abbiamo ancora un eccesso di presenze, no, rispetto al piano di distribuzione in alcune regioni, ma è la situazione più equilibrata. In tu je že malo bolj ekvilibrirano oziroma uravnovešeno prisotnost oziroma distribucija, čeprav so določene cone še vedno zelo koncentrirane in se na tem dela, da ne bi bilo tako. In particolare vi dicevo che quello che è successo in Italia di estremamente interessante, secondo me per voi è, direi, un esperimento interessante per l'Europa, è la crescita del sistema che appunto affida la gestione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, già dei richiedenti asilo ancora prima di quella dei rifugiati, alle amministrazioni locali. Izkušnja Italije je pač lahko pomembna za celo Evropo zaradi fakta, da je upravljanje z prosilci za azil in pa tistimi, ki so dobili neko obliko mednarodne protekcije, dana v roke občinam. To meni se iz državne ravni na lokalno raven prenese. Questo è il rapporto, solo in italiano purtroppo, del sistema di protezione del 2014 e potete per esempio vedere questa tabella, vi faccio vedere una sola tabella, che è questa, che fa capire come il sistema, che esiste da molti anni, era rimasto più o meno uguale per tanto tempo, e poi invece dal 2012 ha, vedete l'impennata che ha. Questo aumento non è tanto dovuto, o non è solo dovuto in realtà all'aumento delle presenze, ma è proprio dovuto al fatto che finalmente si è scelto politicamente di investire su questo sistema. Ta dokument je poročilo, poročilo nažalost samo v italijanščini, situacija v Italiji leta 2014 in ta tabela kaže, koliko mest je bilo dodeljenih v okviru upravljanja na občinski ravni. Kakor vidimo, že dosti let sistem je predvideval, da upravljanje gre z državne ravni na lokalno raven, ampak se do 2012 v bistvu ni dejansko razširil, ostal približno enak in to ne gre samo zato, ker se je objektivno povečalo število migrantov na teritoriju Italije, ampak zaradi tega, ker se je delalo v tej smeri, da bi se to povečalo. Dal 30 di settembre, quindi da pochi giorni, una nuova legge in Italia sul diritto d'asilo stabilisce 2 cose importanti. 30. septembra, to pred nekaj dnevi, je v Italiji aktiven, prišel v uzakonjen nov zakon o mednarodni zaščiti, ki v primerjavi z prejšnjim zakonom naredi 2 ključni razliki. La prima è che i CAR hanno fallito e sono abrogati. Prva je, in to so prej govorili, samo dodal, o tem se sploh ni govorilo, o sprejemu tega zakona v Italiji, noben tega ni pisnil,
da so vsi azilni domovi, tako kot bi lahko Kara pač prevedli v slovenski terminologijo, so prepovedani, ker se je ugotovilo, da se v vseh teh letih niso znali izpolniti naloge, ki bi jo morali. Ovviamente non si possono chiudere da un giorno all'altro perché ci stanno 10.000 persone, però la legge dice che non ci devono più essere. Seveda jih ne moremo takoj, ne da se jih takoj zapreti, ker je na 10.000 ljudi pač noter po teh centrih, ampak se po zakonu, po črki zakona ne bi smeli več obstajati. E dove devono andare quindi i richiedenti asilo? Appunto la nuova legge immagina un sistema nel quale dopo una iniziale prima accoglienza anche collettiva in centri, appunto, però molto molto breve, le persone dovrebbero essere spostate in pochi giorni nel sistema di accoglienza diffusa. In kam ne torej grejo vsi te ljudje, ki bi morali ven iz azilnih domov oziroma iz Kara, seveda biti vključeni v roku nekaj dni v ta tako imenovano razpršeno, v obliko razpršene nastanitve. Quali sono le caratteristiche quindi di questo sistema di accoglienza diffusa? Kaj so torej karakteristike pač tega razpršene nastanitve? La prima è che l'accoglienza dei richiedenti asilo avviene in condizioni di totale libertà e le persone vivono in abitazioni qualsiasi, non solo ovviamente, anche in piccole strutture magari collettive, però tendenzialmente in abitazioni normali, cioè nelle case in cui viviamo anche noi. Prva razlika je ta, da ljudje so popolnoma prosti, to pomeni ni nadzora, to ni policija, jih policija tam ne privede. In kot drugo je, da živijo v običajnih domovih. Zdaj tudi, če govorimo recimo o večji prisotnosti ljudi znotraj ene hiše ali pa enega doma, se še vedno skuša delati v tej smeri, da je to nek dom, neko stanovanje, kjer bi živeli in kjer seveda objektivno živimo tudi mi. Ovviamente esiste un programma specifico per loro ed è realizzato con fondi statali, ma questo programma è finanziato da fondi statali, ma è realizzato dagli enti locali, cioè dal comune. Gre za državno financiran projekt, sama realizacija oziroma sam potek in razvoj sistema poteka pa na lokalni ravni, dan v lokalne roke oziroma z akteri, ki delujejo na lokalni ravni. Quindi il sistema di protezione per i rifugiati diviene una parte del sistema dei servizi sociali del territorio. To pomeni, ta sistem SPRAR, to pomeni sistem zaščite prosilcev za azil in beguncev, postane eden izmed sistemov pomoči, socialne pomoči. Anche se a dire il vero non ci siamo ancora del tutto arrivati, perché questo sistema si basa sulla adesione volontaria dei comuni. Seveda zdaj cilj še ni dejansko resničen, ker trenutno se predvideva, da se občine prostovoljno pridružijo temu projektu. Sono molti i comuni che lo stanno facendo, circa 400, ma non sono tutti chiaramente. Približno lahko govorimo, da številka je kar velika, torej 400 občin se je že pridružilo, ampak vseeno to ne pomeni vsi, vse občine. 432 sono i progetti. Dicevo, anche se è ancora volontario, il sistema è comunque molto grande e si sta soprattutto discutendo seriamente, si è iniziato a discutere seriamente quest'anno, di arrivare appunto per gradi a una vera e propria obbligatorietà, cioè a trasferire la funzione dell'accoglienza dei richiedenti asilo per legge, no, ai comuni, secondo quote naturalmente. Glede na to, da je vseeno ta številka pač relativno nizka znotraj konteksta pač obstoja občin v Italiji, se razmišlja in dela v smeri, predvsem letos se o tem veliko govori, da bi se naredil nek sistem postopne prisile občine k temu, da se pridružijo na tem projektu. Questa concezione dell'accoglienza secondo me è molto importante dal punto di vista proprio direi dell'approccio della politica generale a questo tema. Prehod meni z tega nacionalnega sistema na sistem na lokalni ravni je izredno pomemben tudi in pa predvsem iz nekega prav političnega vidika. Perché parte dal presupposto che il futuro
come dire, sarà sempre più segnato dalla presenza nei nostri territori dei richiedenti asilo e dei rifugiati, e che l'accoglienza, quanto più è sviluppata in modo normale e non eccezionale o emergenziale, quanto più è appunto normale, quanto più produrrà benessere sociale. Ho già dimenticato la prima. Allora, che noi avremo un numero sempre crescente, quindi non torneremo indietro, ma avremo un numero crescente di richiedenti asilo e di rifugiati, e che quanto più l'accoglienza è strutturata fin dall'inizio in modo normale, tanto più produce benessere sociale. Predvsem dve sta ključni točki, zakaj je lahko tak sistem smiselen oziroma edini smiselen sistem, ker se ne moremo sprenevedati, da bo teh ljudi vedno manj, torej prosilcev za azil, ampak lahko zelo realno pričakujemo, da jih bo v resnici vedno več, da se bo število povečevalo. Druga točka je pa ta, da se že od prvega dne, to pomeni od točke nič, ko se ljudje pojavijo na nekem teritoriju, začne proces vključevanja v neko normalno življenje. To pomeni, da se iz ideje, da se ukvarjamo z emergency. Ja, ste razumeli? Hvala. Z nekimi izrednimi razmerami prestavimo v optiko, da v resnici se ukvarjamo popolnoma z vsakodnevno ravnjo in gre na nek način za normalizacijo stanja. Ci può essere una obiezione, la classica obiezione che viene fatta, e cioè che tutti i paesi fanno un programma di inserimento dei rifugiati riconosciuti, però appunto solo di quelli che sono riconosciuti. Edina kritika tega sistema, ki bi lahko hipotetično obstajala in tudi se z njo srečujemo, je ta, da se v celi Evropi, v celi Evropski uniji obstaja sistem vključevanja, to da govorimo izključno o vključevanju tistih, ki so že dobili neko obliko mednarodne zaščite in ne tiste, ki so prosilci za azil. Mentre in questo sistema italiano l'integrazione sociale comincia molto prima e riguarda anche coloro il cui esito della domanda d'asilo magari non sarà favorevole. In pozitivnost tega sistema je ta, da vključuje tudi ljudi od prve točke, ko so prosilci za azil, tudi če jemljemo upoštev to, da morda na teritorialni komisiji, ki odloča o podelitvi statusa, morda ne bo imeli nobenih možnosti. Ampak so notri v sistemu vseeno, ne glede na to, da mi lahko predvidimo izid njihove prošnje. E questo perché si ritiene che la persona che comunque rimarrà, il cui esito magari sarà negativo, ma rimarrà comunque 1 anno, 2 anni nel nostro paese, è meglio che questo periodo sia speso positivamente per la sua vita, anche nel caso, ripeto, non ci sia una prospettiva di lungo periodo, piuttosto che sia passato nel nulla o peggio, come in una situazione appunto negativa. Logika, ki stoji za tem, je seveda, da tudi če bo oseba samo za določen čas prisotna na teritoriju, 1 leto, 2 leti, toliko časa, kot pač traja proces prošnje za azil in odgovora, je bolje, da ta oseba preživi ta čas v nekem normalnem okolju in ne na neki nični točki oziroma v nekem limbu, ali pa še huje znotraj azilnih domov oziroma kara centrov, ker ne veš točno, kaj se dogaja. Ovviamente alla base di questa idea c'è il fatto che comunque i centri italiani, anche i centri collettivi che non sono positivi, sono aperti. In to ponavljam, da pač ne glede na to, kar smo do zdaj povedali, vseeno imamo na italijanskem teritoriju prisotne neke kolektivne centre, ki so še vedno aktivni. Perché sarebbe folle e anche contrario, devo dire, alle direttive europee, immaginare un sistema nella quale tutti i richiedenti asilo invece sono rinchiusi. Noi dovremmo in Italia pensare a circa 100-150.000 posti di detenzione, cioè un'autentica follia. Seveda, čisto norost bi bila si predstavljati sistem, ki bi temeljil na temu, da se vsi prosilci za azil vključijo znotraj sistema na nacionalni ravni, to meni znotraj kara centra oziroma azilnih domov, ker govorimo o neko absurdni veliki številki, ki pač nerealna je, ne poleg tega, da je noro. E allora dunque, se sono comunque liberi, perché devono vivere al grande centro di accoglienza? Meglio che vivano nella realtà normale. In če govorimo pač o svobodnih subjektih, to pomeni subjekti, ki imajo status in so lahko na teritoriju, zakaj bi morali ta čas, ko so na teritoriju, preživeti znotraj nekega groznega centra, ne pa na samem teritoriju v nekih pač normalnih domovih oziroma bivališčih.
No, detto questo, alla fine è facile, no? Dirvi che cosa abbiamo fatto a Trieste in questi ultimi 2 anni. Ko ste slišali vse to, kar sem imel povedati, je precej lahko razumeti, kaj smo naredili v Trstu v teh zadnjih 20 letih. Abbiamo semplicemente cercato di, come dire, sviluppare il più possibile questa idea e anche rispetto, insomma, a numeri significativi. Vse, kar smo želeli narediti, je razviti oziroma amplificirati to idejo, ki smo danes predstavili, in pa seveda operirati z neko signifikantno število ljudi, ki so vključeni znotraj tega projekta. E le caratteristiche sono le seguenti. Allora, innanzitutto a Trieste ci sono al momento circa 950 persone che sono appunto richiedenti asilo o rifugiati, di cui circa 120 sono minori e gli altri sono appunto adulti. Trenutna situacija v Trstu je, da imamo približno 950 ljudi oziroma prosilcev za azil prisotnih na teritoriju, od tega je 150 mladoletnih. Tutto il sistema è gestito dal comune di Trieste. Celoten sistem je v upravljanju občine Trst. Con i soldi dello Stato, naturalmente. Finanzirani, z denarjem države. Non ci sono sistemi paralleli, quindi non c'è il sistema SPRAR, quello tradizionale, e poi si è aggiunto il sistema straordinario fatto magari con regole diverse, con soggetti diversi, con diritti diversi, ma il sistema è unificato in un unico sistema a diretta gestione dell'ente locale. Ni prisotnosti nekih paralelnih sistemov, to pomeni poleg sistema SPRAR, da bi imeli še na lokalni ravni, to pomeni občinski ravni, neko idejo projekta, ki bi se ukvarjal z emergencami, živeti v Italiji hudič, z izrednim stanjem, ampak govorimo o zelo unificiranem sistemu, ki pa se ukvarja z vsemi, ki so prisotni na teritoriju. E siccome eravamo convinti fin dall'inizio, sia noi che il comune, ma anche la locale prefettura, che quello che stava avvenendo non era una situazione transitoria, ma era un cambiamento appunto strutturale. V ozadju seveda gre zavedanje, da smo tako mi, kakor občina in kakor prefektura, neka vrsta upravna enota, no, če se tako grdo prevede, smo se zavedali, da ne gre za neko začasno povečanje prisotnosti ljudi, ampak gre za v bistvu nek novo stanje, na katero se moramo pravilno pripraviti in dobro odgovoriti. Abbiamo quindi pensato che il sistema appunto cosiddetto emergenziale doveva avere le stesse caratteristiche di quello normale e anche già da subito nelle caratteristiche dell'accoglienza. Zato smo prišli pač do sklepa, da tudi nek izredno stanje izrednih razmer mora, oziroma ljudje, ki naj bi šli pod to kategorijo, morajo biti enakovredni in vključeni v neko normalno nastanitev in pač iz tega potem tudi izhaja, da so vključeni v popolnoma isti sistem, kot pač se predvideva za neizredne čase. Questa è una relazione di maggio, quindi un po' vecchia, ma era solo per far vedere che comunque noi abbiamo scelto prevalentemente di andare a cercare appartamenti sul mercato privato, dove da prendere e dove far vivere le persone in una prospettiva che secondo noi appunto è di lungo periodo. Al momento, qui si diceva 42, ma al momento sono più di 55 i posti utilizzati per l'accoglienza. Tole je tortica različnih struktur, ki jih IČS in Caritas, ki sta pač dva akterja na lokalnem teritoriju Trsta, in se vidi razporeditev, recimo, da največ je stanovanj, apartamenti pa stanovanja. Gore številka 42, danes jih imamo 57? Adesso circa 57, se non mi ricordo. Približno 57 stanovanj dan danes. Potem so neke strukture, to so pač, kjer je prisotnih večje število ljudi, in pa začasne, kako vidite, kjer se skuša reševati, dokler ne pridemo do stanovanj. Stanovanja se pa najemajo na trgu, pač tako kot vsakoli drug, ker smo predpostavili, da pač
to bo to, tako je stanje in stanovanja pač so potrebna in ljudje bodo šli tam. Anche noi purtroppo dobbiamo fare ancora ricorso a delle strutture temporanee, sono circa il 30% in questo grafico, e quindi non è che il sistema è perfetto, non lo è affatto, però l'obiettivo è veramente quello che siano temporanee. Nella nostra strategia queste andranno a chiudere per diventare tutto il sistema normale. Kako lahko vidite, tudi mi pač rešujemo trenutno situacijo s tem, da najemamo neke začasne strukture, začasna bivališča, s tem, da seveda delujemo s ciljem in v smeri, da se zaprejo in da se pač lahko ukvarjamo izključno na način razpršene nastanitve z prosilci za azil. Qua si vede molto bene come il sistema SPRAR, vuol dire quello da cui siamo partiti, è oggi una fetta abbastanza piccola, è quella in rosso, mentre il sistema appunto emergenziale o extra SPRAR è tutta la parte blu. Questo è più o meno quello che avviene in tutta l'Italia. La differenza è che da noi, per l'appunto, i due sistemi hanno gli stessi standard. Se non fosse così, avremmo appunto il caos che avvolge, no, il sistema SPRAR. Tale iz te tortice, to še govorimo na teritoriju Trsta, je razvidno, da je SPRAR, to pomeni ta sistem, o katerem smo govorili skoraj cel čas, pokriva ta rdeč na nek manjši kos in ta večji kos je tisti tretji model, ki se ne ve točno, kaj bi bil oziroma ki je bil definiran kot nesistem. Zato pomembno razliko, da so tako osebe vključene v sivo polje, kakor tiste v rdečem polju deležne popolnoma enake oblike asistence in servisa. Ker če ne, bi imeli čisto grafično model SPRAR obkrožen z nečim kaotičnim, ker nihče ne bi vedel, kaj se dogaja. E qui si vedono i paesi di provenienza, sono 18 diversi paesi, ma la gran parte, come vedete, proviene dall'Afghanistan. To razumete sami. Sono tantissime cose. Io credo che l'esperienza che è fatta appunto a Trieste in questi ultimi 2 o 3 anni dimostra come è possibile gestire un cambiamento veloce, perché il cambiamento è stato molto veloce, con strumenti ordinari. To, s čimer smo v Trstu soočeni zadnji 2 leti in odgovore, ki smo na to poiskali, v bistvu dokazujejo ali kažejo to, da je možno se z popolnoma že obstoječimi oziroma normalnimi načini oziroma sistemi, ki so že postavljeni, odgovarjati na nekaj, kar je bilo na nek način nepričakovano, ker je pa struktura oziroma količina ljudi se je ekstremno hitro povečevala, odgovore smo pa našli znotraj obstoječega sistema. Se ni ustvaril paralelni sistem, ki bi se ukvarjal z izrednimi stanji. È chiaro che se si verificano situazioni di grave emergenza, come si sono verificate in quest'estate e tra l'altro anche in Slovenia, cioè di arrivo improvviso di molte persone, bisogna ricorrere a delle situazioni temporanee. Questo non c'è molto da discutere su questo. Quello su cui c'è da discutere è che spesso dopo queste situazioni temporanee non c'è nient'altro. Gre za to, da seveda ne moremo se popolnoma izogniti temu, da bi odgovarjali s standardnim sistemom na neko vprašanje izredno visoke krize, ker pač se zgodi kriza, pač nekega stanja, tako kot v Sloveniji, kot tudi v Italiji, neko nepričakovan prihod ali pa nepričakovano povečan prihod ljudi. Pomembno je, pa to meni, da moramo tudi mi se poslužujemo začasnih rešitev. Gre pa za to, da pomembno vprašanje je, da drugje ali pa če nimaš po temu, kaj boš delal po tej začasni rešitvi, če nimaš tam strukturirano, kaj bi rad počel, tisto je dejansko resnično vprašanje. Ne? Da samo začasno odgovoriš, pa potem ne zanima več. Quello che noi dobbiamo cercare di costruire è un sistema che invece cresca rapidamente per gestire il cambiamento veloce. Vedete per esempio da questo grafico che nell'arco da gennaio 2014 a maggio 2015 a Trieste il numero delle domande di asilo è aumentato del 316%, e quindi però abbiamo cercato per l'appunto di gestire questo aumento che è oggettivamente molto veloce in maniera appunto normale.
dopo maggio 2015 abbiamo continuato a farlo, quindi è possibile vedere che nell'arco di 1, 2, 3 anni il sistema, come dire, aumenta, no? A numeri, appunto, a vari zeri, ma ciò è assolutamente possibile. Torej, tudi ta izkušnja, ko vidite, da se je prisotnost ljudi od leta 2014 do 2015 povečala za 316%, to govorimo res o gromozanskem narastu ljudi, smo se posluževali tega, da se ne premaknemo v optiko, da se ukvarjamo z izrednim stanjem, ampak da se ukvarjamo z stanjem normalnosti, normalizacije, in tudi po maju 2015 še naprej delamo na temu, da vse ljudi vključujemo v popolnoma obstoječ normalni sistem in ne iščemo začasnih rešitev na dolgoročne movine. Su questi sistemi c'è un maggior controllo democratico da parte della società civile. Nad temi sistemom ima civilna družba večji demokratični nadzor. C'è una maggiore facilità dei rifugiati, no, a abituarsi a regole, stili di vita e anche atteggiamenti culturali che sono oggettivamente anche molto diversi da quelli del loro paese d'origine. Za same prosilce za azil oziroma ljudi, ki so vključeni v ta projekt, pomeni, da so soočeni z stanjem kakršno je, to pomeni z nekimi oblikami pravil ali pa pač nekih vsakodnevnih obnašanj, kulturnih kodov, ki so lahko marsikdaj zelo različni, ampak ker ne govorimo o izolaciji, ampak o vključevanju v vsakodnevno življenje, so lahko od točke nič od prvega dne soočeni s tem. L'accoglienza diffusa non favorisce l'aumento della criminalità perché abbiamo dei dati abbastanza chiari su questi ultimi 2 anni, cioè non è successo assolutamente niente. Razpršena nastanitev zmanjša ali v naši izkušnji celo izniči možnost povečanja kriminalnih dejanj in imamo tudi pač grafikone in tabele in raziskavanje na tem področju, da do tega zaradi te prakse v Trstu ni prišlo. E infine, ma non certo meno importante, la popolazione locale si abitua alla convivenza in una maniera molto molto più veloce. Anche da noi abbiamo dei fenomeni di protesta locale, ma come dire, sono abbastanza relegati al folklore, perché di fatto il contatto diretto con il vicino di casa, dello stesso piano del condominio, che appunto è un rifugiato, alla fine provoca dei cambiamenti. In nazadnje, ampak ne pa po pomembnosti, omogoča ta oblika razpršene nastanitve, torej tudi lažjo adaptacijo oziroma soočanje ljudi, ki so pač živeli že prej tam, državljane, kako bi jih pomenovali, s tem na v bistvu druge ljudi, na neko drugačnost, ker gre za zelo praktično stvar. Če je tvoj sosed, pač Afganistanec pa Pakistanec ali pa nekdo, ti si konkretno soočen z njim in se lahko konkretne vezi oblikujejo in pač se ustvarja neki pogoji, ki ne nosijo nujno ksenofobije v sebi. Čeprav treba poudariti, da tudi pri nas, tudi v Trstu seveda je ogromno nekih protestov javnih proti temu, da so migranti prisotni na teritoriju Trsta, ampak na nek način to beremo skoraj kot neko obliko folklore. Pač tako reagirajo. Je pa pač to vključevanje, to pomeni tako navajanje enih kakor drugih, je preko oblike razpršene nastavitve v bistvu lažje oziroma bolj omogočeno. Perché in realtà nella nostra società ciò che conta purtroppo oggi è quello che viene percepito nella fantasia e viene elaborato nella fantasia, e spesso conta molto di più di quello che è la realtà. E la paura si alimenta dalla fantasia. Pač na žalost v današnji družbi možno reči, da je tisto, kar se razvija znotraj nekega imaginarija oziroma v fantaziji, te fantazme, iz katerih se tudi strahi napajajo, imajo nekako skoraj da lahko govorili več vpliva na miselnost, kakor neko dejansko objektivno stanje, ki se ga da v bistvu dokazati in izmeriti. E chiudo infatti raccontandovi questa vicenda che è perfetta per uno studio di sociologia. Zaključujem z nekim dogodkom, ki bi vam ga rad opisal in je lahko zelo, zelo dober za neko sociološko analizo. L'unico caso che non è andato bene, o non è ancora andato bene appunto nella zona di Trieste, è stato il caso di un paese molto vicino, una piccola cittadina che si chiama Muggia. Edini primer, ko v bistvu lahko govorimo o temu, da projekt ni ravno uspešen oziroma se ne
se ni začelo ustvarjati pogojev, da bi se projekt preneslo v lokalno raven, je pač v Miljah. Penso sapete, quella piccola cittadina appunto al confine con la Slovenia, di fronte c'è Ancarano, no? Poznate Milje? Sì, appunto, bene. Allora, che cosa è successo a Muggia? Che è stato la prefettura, l'unica volta che ha fatto qualcosa, era meglio non faceva assolutamente niente, aveva annunciato che ci sarà un centro di accoglienza a Muggia, cioè che sarebbe venuto, no? Un centro di accoglienza a Muggia di, sentite bene, no, il numero incredibile di 50 persone. Kaj se je zgodilo v Miljah je to, da je edinikrat, ko se je prefektura v bistvu oglasila in bi bilo bolje, da se sploh ne bi oglasila, glede na to, da se je oglasila, kakor se je bila, da je napovedala, da se bo, to pomeni, da projekcija v prihodnost, da se bo odprla neka hiša, neka kolektivna struktura, ki bo zadrževala, pač ki bo vsebovala, kjer bo nastanjenih, ne morete verjeti, gromozansko absurdno število 50 ljudi. Che cosa è successo? È successo che nella fantasia, per l'appunto, si è alimentata la paura ed è nato un comitato che ha raccolto 1200 firme per non fare il centro di accoglienza. Seveda, znotraj tega imaginarija in strahu se je na hitro formiral zbor občanov, ki je izbral 1200 podpisov za to, da do tega centra, pač, mislim, do te hiše, kakoli bo, ne bo prišlo. Se non si fosse fatto nessun annuncio che ci sarebbe stato un centro di accoglienza, ma semplicemente le persone sarebbero arrivate e sarebbero state sistemate, oggi a Muggia sarebbe uguale alla situazione di Trieste, ne sono sicuro. Prepričan sem, da če se ne bi na veliki zvon obešalo tega, da bo ta center in da te ljudje bojo prišli v Milje, bi pač prišle tako kot pridejo in bi se jih pravilno in pravično nastanilo, bi imeli v Miljah podobno situazione kot jo imamo v Trstu. Qualcuno mi prende in giro dicendo che appunto quindi che forse troppa democrazia fa male, e quindi non bisogna fare le consultazioni prima, ma in realtà il motivo non è questo, il motivo è che non si possono consultare le persone per esprimere opinioni su questi temi, cioè che riguardano i diritti degli altri, semplicemente si devono fare le cose e basta. Marsikdo se poheca z mano in mi pravi, da vidiš, da preveč demokracije škodi, da se govorim, ja, da to ne gre za to, ni poanta v temu. Poanta je v temu, da v takih primerih, ko se govori o teh specifičnih stvareh, je v bistvu konzultacija z ljudmi, ki potem govorijo mnenja, dajo neke niti stališča, mnenja, ne moremo išteti za resno obliko posega v neko pravico drugih, ki je pravica tega, da živijo pač na teritoriju. Noi non facciamo gli annunci, per esempio a un condominio, prima che ci sarà una accoglienza dei rifugiati. Non ha nessun senso. Ha un altro senso invece che quando le persone arrivano noi informiamo subito di quello che succede e cerchiamo delle relazioni positive. Però la cosa è avvenuta, non è una discussione possibile. Pač naša izkušnja oziroma naša metoda dela je, da ne vnaprej povemo, kam bomo nastanili, kje se bodo nastanili prosilci za azil, ampak da se enostavno to izpelje in od trenutka, ko tam začnejo živeti, iščemo povezave z neposrednim lokalnim okoljem in seveda informiramo ljudmi, kdo smo in kaj tam počnemo, zato da vidimo možne oblike v bistvu povezovanja ali pa da se tudi pač pogovarjamo izključno o temu. Ho preso anche troppo tempo, quindi mi fermo qui e aspetto le riflessioni, domande, proposte. Kaj se bom ustavil tukaj, sem si že itak vzel preveč časa, zdaj pač pričakujemo vprašanja, refleksije, pač karkoli imate za povedati. Torej, vprašala sem ga, če v bistvu ta model, ki ga je razvila ICS, je postal potem model za ostale regije oziroma kraje v Italiji. In parte sì e in parte no. In parte sì perché in fondo è lo stesso modello dello studio. Quindi da questo punto di vista non ci sarebbe nulla di nuovo. Delno ja, delno ne. Seveda, ker gre za čisto na sistemski ravni enak sistem, kakor je sistem SPRAR. To pomeni, da nismo naredili nobene inovacije na tem področju. In parte purtroppo no, nel senso che nelle altre città d'Italia molto diverse le esperienze, anche ci sono anche esperienze positive, ma da nessuna parte
hanno provato a far sì che la cosiddetta emergenza appunto non sia un'emergenza. Cioè, quindi i sistemi paralleli altrove purtroppo esistono ancora. Kar lahko rečemo je to, da je žalostno v resnici, da se v drugih občinah, pač v drugih lokalnih realnostih po Italiji niso lotili problema na enak način. To pomeni, niso se lotili krize na nek način, da jo postavijo v stanje normalnosti, ampak so se lotili krize kot krize. To pomeni, da so ustvarili paralelni sistem, kljub temu, da imamo podlago za ta sistem, ki smo ga mi uporabljali. Questa è la ragione perché l'unico metodo per riuscire su una scala nazionale così grande, no? A realizzare una situazione come quella di Trieste è prevedere che appunto i comuni sono vincolati a fare questi programmi. In pač ravno zaradi te izkušnje, ko se prostovoljno ni nihče priključil k temu projektu, ampak so vsi začasne rešitve iskali, namesto da bi vzpostavili sistem pač teh normalnosti že obstoječe, je pač naše mnenje to, da je potrebno pri odločanju temu, kakšen sistem obstaja na lokalni ravni, enostavno zaobiti občine. Jih prisilimo. Postopoma, to, kar smo na začetku govorili, če se spomnite. I would like to know a bit more about the financial part of it, and because this is one of the problems in Slovenia, because most of the social inclusion programs for migrants are project-based and are funded by EU structural funds or special funds for migrants. And I'm really interested in this system of financing, you know, because it sounds like this is part of the social inclusion programs, general, that are for other vulnerable groups. So I'm wondering, you know, how these finances are managed in relation to the local communities and the state, and in relation to organizations. Are these, I don't know, like concessions? Are these project-based, or how does this work, basically? Thank you. Ok, thank you very much. Come spiegare? Il sistema di finanziamento è tutto statale ed è tutto specifico per i richiedenti asilo. Il sistem financiranja je pač izključno je nacionalni ravni in gre vseeno za poseben sistem, ki je namenjen izključno prosilcem za azil. Quindi da questo punto di vista non è molto diverso da quello che potrebbe essere il sistema in Slovenia o da un'altra parte. Il punto diverso è che questo viene gestito dall'ente locale dentro le sue strutture e appunto come se fosse, quindi come se fosse un progetto sociale del territorio. Razlika ni torej v tem, da je drugačen način financiranja, kakor pač obstaja tudi v Sloveniji, to pomeni nacionalni način financiranja, ampak da je upravljanje s temi financami dano v roke na lokalni ravni, to pomeni pač občina v tem primeru. In torej je na nek način, kot da bi bil del rednega socialnega programa, ampak pač ni, obnašamo pa se, kot da je. No. Quindi è lo stesso comune che poi cerca di creare le relazioni all'interno dell'amministrazione fra il programma speciale per i rifugiati e il programma generale per tutti i cittadini. In občina je torej tista, ki se ukvarja s tem, da najde balanse, livele, dogovore, pogovore med posebnim programom namenjenim prosilcem za azil in tistim, ki je namenjen pač vsem ostalim. Purtroppo non è ancora appunto una assegnazione chiara appunto né di fondi né di competenze, come dicevo prima, è una sperimentazione. Trenutno smo še vedno v neki fazi eksperimentacije, ker se ne veš, ni še jasno določeno kdo, koliko, kam, komu, ampak se dela v tej smeri, pač, da bi se to tudi stabiliziralo oziroma razjasnilo na nek način. Per esempio non si capisce ancora molto bene nel sistema italiano se questi fondi per l'accoglienza straordinaria servono anche per l'integrazione sociale dei rifugiati riconosciuti e per quanto tempo. Questo è per esempio uno degli argomenti avvolto nella nebbia, dove appunto noi li stiamo usando anche per l'integrazione sociale, ma per esempio
non c'è una regola. Recimo, ni primerno praktično, ni nekega pravila, ne obstaja jasno določenega kriterija, ali so v ta sistem financiranja, ki je za prosilce za azil, vključeni tudi vsi tisti, ki dobijo status, to pomeni ljudje, ki imajo prepoznani status. Mi seveda pač se obnašamo, kot da ga imajo in uporabljamo ta finance tudi za njih, ne, pač, ker ne obstaja, to je luknjica. In Italia c'è molta fantasia, se no, almeno questo. Almeno questo. A few technicalities still, I think, I don't understand well. So you have a contract as an organization with the municipality. Okay. So the municipality gets the money from the state, and you have a contract with Yes. the state. Okay. Then I also want to know, when do the owners of the flats or of the apartments know that in advance for the purpose you rent the flats? Yes. Okay, of course. Okay. It's not a surprise, no. It's just for the neighbors. Yes, of course. I'm interested in this. Not like the owner. No, but I'm interested in this. It's a very tricky issue actually. When to approach the other residents, how to let's say. I think it's interesting that you say that. You first bring the people. It makes sense, but on the other hand, I am usually inclined to think that people should know in advance somehow the issues. So I think this is these are Okay, people say no, that we are looking for flats in all the town, and the municipality knows that the municipality have this program. And every day of a newspaper speaks about our program of accommodation, etc., etc. And it's not mystery. It's not a mystery that we are looking for this place. And maybe it's happened that some person come in our office to offer this place or to discuss about that, but not only for solidarity reason. Okay, it's a part for solidarity reason. Other because I have a flat. Now we have a crisis. Nobody take rent this flat. Okay, you can rent my flat. Okay. So if I may, yes. It's a common. Trieste is not so big. It's a common knowledge that we do this work and that this kind of approach to integration exists. So you should not stress it extra and explaining like on this date, at this time, on this address, we will put this and this with the nominative. So when he was born with name and surname, it will be like, it's because our approach is basically the same as people would come on their own. You move to one place to another, you choose another flat. Do you send a built-in to all the neighbors before you come to live in a new apartment? You don't do it. So this is it. This is the logic of the approach. So complete normality as you would do it. Is there a maximum number of people living in, let's say, one apartment, one house, whatever? Do you have a limit, or it's? No. Our principal goal is to realize a situation of complete normality, in which our medium flats are normal flats that we are looking in the market, and so we can live 4 person, 5 person, not more, because it's the standard, normal standard of the flats. If we have, it's not for 1 person or 2 persons too little, but we try to avoid the big situation, for example 10 or 15 person, because it's not a flat but it's a center. Okay, and so we have also this situation because really we have a different situation. Even not good situation. At the last, for example, in the last month, we have taken one collective, very bad collective center, temporary. Isabel signed it. And so
I don't say that we all our system is completely the perfect model, but we try in a normal situation because we think that normality produce other normality. One more question about the funding. Yes. Is there any limitation? I mean, is the government is paying money per person? Yes. And is there any limitation for how long you can do that? And if this is sufficient to cover all the costs of the accommodation, or you have to get it from somewhere else, or this is enough what the government gives you? The government pay 35 euros for day, for one per person, and give this money to municipality, and municipality give us. In our experience, it's enough. It's enough to do all. To rent the apartment, to create. Okay, I say in Italian because it's more complicated. Okay. Noi riusciamo a pagare sicuramente tutte le spese, no, degli appartamenti, del vitto e delle altre spese della quotidianità, e riusciamo ovviamente anche a pagare degli operatori sociali che seguono, no, la vita delle persone. Naše izkušnje kaže, da teh 35 evrov pač na glavo osebe, ki je pri nas nastanjena, zadošča za to, da krijemo tako stroške bivanja, vse, to meni elektrika, gas, hrana, kakor tudi stroške socialnih operaterjev, ne socialnih delavcev, socialni operaterji, ker nismo del nacionalnega sistema, socialnih operaterjev, ki te ljudi spremljajo. Vse se krije s tem, tudi naše plaće. Per esempio, 3 appartamenti di 4 persone hanno come riferimento un operatore il quale segue la situazione di questi appartamenti, perché è chiaro che c'è anche un controllo sull'andamento della giornata, però segue soprattutto la vita delle persone, i progetti di vita delle persone, e non è l'operatore guardiano, ma è un operatore sociale. Posamezni operater sodeluje oziroma deluje z 2, 3, 4 stanovanji, to pomeni skupno z 12 do 15 ljudi, in pač njegovo delo ne gre, seveda obstaja nek element nadzora, da pač stvari delujejo tako, kot morajo delovati, ampak bolj kot to gre za spremljanje vsakodnevnega življenja in pa v bistvu ustvarjanje pogojev, pogovorov za nek življenjski projekt teh ljudi, ki se znajdejo na teritoriju. Zato ne govorimo o pač nekih nadzorni funkciji, ampak o socialni funkciji, to so socialni operaterji, ker so na vsakodnevni ravni pač povezani z ljudmi. Nel programma sono comprese anche le spese, per esempio per i ticket sanitari, sono comprese le spese per la scuola, sono comprese le spese per i corsi di formazione professionale e per le attività culturali. Znotraj vsega, pa še do teh 35 evrov, je na dan na osebo, so vključeni tudi stroški vsega, kar je okoli, to pomeni od zdravstvenih storitev do udeleževanja v kulturnih, pač v kulturnem življenju, do attività culturali, attività ricreative, i corsi di formazione. Corsi di formazione, kaj so to, pač šole, tečaji, vse tole gre notri. È chiaro che non rimangono margini di guadagno in questo modo. Jasno je pač, da se ne zasluži s tem delom. Ma d'altra parte questo è anche la regola del sistema dello SPRAR, lo voglio dire, interessante, e questo è anche il motivo che ha fatto sì che il sistema non è stato, diciamo, oggetto di attenzioni, no? Appunto da parte di speculazioni. Nel senso che nel sistema ordinario dello SPRAR tutti i soldi che vengono dati devono essere rendicontati e non sono ammessi margini di guadagno per l'ente, per cui quando sono finite tutte le spese, ovviamente anche le spese dell'ente, per sé, per gli operatori, per la propria sede, eccetera, però basta, stop. Se avanza anche un solo euro deve essere restituito. Non c'è cassa. Gre v bistvu za namenska sredstva, to pomeni, ti ne moreš nič z njimi delati razen točno to, kar se predvideva, in to je uzakonjeno. Torej, sistem SPRAR že predvideva to, da tudi če ti na koncu, ko vse stroške odbiješ, ko se 1 evro ostane znotraj institucije, ti moraš ta evro vrniti, če recimo se odločiš prekiniti projekt, tako da ne moreš nič zaslužiti. Tudi zaradi tega ta sistem SPRAR ni prišel pod
niso se v njega infiltrirali tisti, ki v bistvu hočejo zaslužiti, ker že pač na zakonski ravni ti to ne onemogočeno. Invece, tanto per farvi capire, no, come sono successe le famose scandali, no, appunto per l'accoglienza in Italia, sono successi proprio perché invece nel sistema non SPRAR il contributo è un contributo per la gestione in maniera così indifferenziata, e quindi ti do 35 euro, però se io ne spendo 25, perché non do da mangiare, perché gli operatori non sono pagati, perché sono pochi, perché il posto ovviamente non è un appartamento ma è una palestra che ho preso, eccetera, e quindi se alla fine spendo molto molto di meno, nessuno mi dice di restituire quei soldi. Tisti škandali, ne vem, če ste slišali, to se je res ogromno govori v zadnjih letih po Italiji, ko je šlo za neko obliko pranja denarja oziroma okoriščenja na račun nastanitve prosilcev za azil. Govorimo, to se je vse zgodilo znotraj tistega nesistema, tistega sivega polja, ki smo gledali tam. Znotraj tistega sistema pa dejansko ne obstaja regulativa, da bi ti teh 35 evrov mogel namensko oziroma dokazati za vsak cent, kam je šel, ampak lahko pač se malček fleksibiliziraš. To je namesto 35, zapraviš 25, zato ker šparaš na elektriki, ne daš kurjave in sklopljaš vodo, in to se de facto dogajalo. Slaba kvaliteta hrane, tisto kličeš stanovanje, neko garažo, ki si jo najel, pa potem mu daš ime stanovanje, in znotraj tega sistema pa so tej škandali nastali. To pomeni ne znotraj sistema SPRAR, ampak tega ne sistema, ki nima imena, tega tretjega ne stebra. Però ecco, spero che anche a voi sia chiaro che nonostante purtroppo, soprattutto all'estero, si sarà parlato molto, no? Appunto del sistema, degli scandali legati al sistema di accoglienza in Italia, questi ci sono stati e sono veri, ma sono una netta minoranza rispetto al sistema nazionale, che rimane un sistema estremamente pulito. Pač vsi ste slišali, to se dosti govorilo o teh škandalih povezanih z nastanitvijo prosilcev za azil v Italiji, in treba povedati, res je prihajalo do tega. Je pa zdaj čisto v procentih na nacionalni ravni gledano teh mnogo manj od uspešnega SPRAR projekta in pač projektov, kjer se sredstva in pač odnos do ljudi in vse, kar pride zraven, korektno v resnici upravlja. Hello, Urban Riha here. I have a question. Those other non-systemic approaches, the third one that you showed before, yes, is it also state-funded? Yes, also state-funded. All is state-funded. Yeah. So this is not managed by municipalities? No. Ok? Yes. Okay. Oh. No, il sistema in questo caso funziona così, cioè siccome nasce per trovare posti, e per trovare posti il più velocemente possibile. Ta sistem oziroma ta nesistem je nastal zaradi tega, da se najde mesta, pač nastanitvena mesta, in to ne samo, da se jih najde, ampak da se jih na najhitrejši možni način najde. E quindi la prefettura, cioè l'ufficio del governo periferico, fa un bando, un avviso pubblico per trovare quel numero di posti. Si presentano associazioni, cooperative di ogni tipo che propongono appunto il loro servizio. In lokalne prefekture razpišejo projekt in se v bistvu to na projektni ravni fura. Oni razpišejo projekt 100 mesti, toliko in toliko mest potrebujemo, na ta razpis se prijavijo pač neki lokalne realnosti, ki se ukvarjajo ali pa tudi ne ukvarjajo s tem, in pridejo noter. Ovviamente si sono presentate anche associazioni cooperative che come dire, lo volevano fare bene, e si sono presentati naturalmente le persone e le associazioni cooperative che vedevano solo come business, appunto per prendere i soldi e fare meno servizi possibili. Znotraj tega sistema se je zgodilo to, da so se sicer prijavljali ljudje, ki so resno mislili to pač od asociacije oziroma društva, ki so resno se mislili tega lotiti, tako kot tiste, ki so v bistvu gledali to kot biznis, ki bo lahko čim več profita nagrade skupaj. Per esempio si presentano spesso in questi sistemi
albergatori con l'albergo vuoto perché nessuno ci vuole andare e che si improvvisano enti per i rifugiati. Pogosto se dogaja, da se na take razpise prijavljajo hotelirji, ki imajo prazen hotel ali pa hostel, ali pa pač neko večjo nastanitveno strukturo in se predstavljajo kot tisti, ki se ukvarjajo z nastavitvijo z prosilci za azil, kot da bi bili specializirani za to. Allora, le disposizioni del Ministero dicono che le prefetture dovrebbero verificare che i soggetti che si presentano hanno tutti i requisiti e che erogano i servizi previsti, ma nella realtà no, non lo sanno fare, non hanno tempo di farlo ed è una cosa che per loro totalmente nuova, per cui alla fine non controllano, di fatto. In seveda, normalno je, da obstaja direktive in zakoni, pa zveni ministrstva, ki prefekturam nalaga, da morajo preveriti, če so osebe, ki se prijavljajo, tudi sposobne in zmožne realizirati ta projekt, ampak tega ne počnejo, ker nimajo cajta, ker je enostavno tega preveliko in ker niso navajene na tak sistem v bistvu upravljanja in zaradi tega pač je neka kaotična scena in ne utegnejo, ne zmorejo pač tega slediti. Ena je, ker ne znajo tega delati. Spero di aver spiegato bene prima, anche il sistema triestino è un sistema emergenziale, cioè è la prefettura di Trieste che eroga i soldi, ma la differenza è che li eroga il comune, che abbiamo scelto questo approccio. In v Trstu zdaj, končno, če niste razumeli do sedaj, gre za to, da gre tudi za ta sistem, ne, ko prefektura daje denar, ampak v tem primeru ni ne preko projekta asociacije, da se prijavijo, ampak jih daje direktno občini. Občina bo potem tistimi, ki so v konvenciji, v dogovoru. V bistvu me zanimajo možnosti, opcije za neko samoorganizacijo migrantov znotraj tega modela, o katerem govori, v smislu, če si lahko sami izberejo stanovanja, skratka, kakšne so tu možnosti znotraj konzorcija. La scelta dell'appartamento non l'abbiamo prevista perché ci sembrava veramente troppo complicato all'inizio. Nismo predvideli opcije, da bi lahko ljudje izbrali v točno katerem stanovanju želijo živeti, ker se nam je že od štarta zdelo to zelo, zelo preveč zakomplicirano. L'auto-organizzazione però c'è nella vita quotidiana, nel senso che le persone appunto sono autonome, indipendenti, si fanno da mangiare da sole, escono quando vogliono, salvo il fatto che poi ci sono le attività, ovviamente, i corsi da seguire, però per il resto la vita è appunto la loro vita. Sì. Samoorganizacija torej je bolj pomembna na nivoju nekega vsakodnevnega življenja. Ti ljudje so pač prosti ljudje, pridejo, kadar hočejo, grejo, kadar hočejo. Edino pač nekaj obligacij imajo, seveda, da se določenih tečajev, določenih kurzov udeležujejo in to je to v resnici. Vse ostalo odločajo o vsem sami, kaj bojo jedli, kdaj bojo jedli, ko bojo spali, ko bojo življenje so njihova v resnici. Tako da na tem nivoju se govori lahko o samoorganizaciji znotraj tega modela. Naturalmente possono anche cambiare il posto se c'è per un ragionevole motivo. Seveda, če imajo, normalno, če imajo nek utemeljen utemeljen razlog, da bi radi se izselili iz nekega specifičnega stanovanja, seveda se jih posluša, se pogovori z njimi in se jih preseli, mislim, to ne manjši problem, grejo drugam. Kako je za mladoletne poskrbljeno? Coi minori? Ecco sì, l'ICS non si occupa direttamente dell'accoglienza, ma no, dei minori non, appunto, che noi chiamiamo non accompagnati, cioè soli, in pratica. In pač naša organizacija se ne direktno ukvarja z nastanitvijo mladoletnih brez spremstva. Perché per quell'accoglienza ci sono delle comunità che assicurano degli educatori appunto sulle 24 ore e noi non siamo un'associazione di questo tipo. Quello che facciamo per i minori è seguire anche per i minori che sono in queste comunità la parte legale, cioè della procedura di asilo, l'assistenza al minore per la procedura. Mi se ukvarjamo izključno z legalnim vidikom, z mladoletniki brez spremstva, to pomeni, da sodelujemo pri njihovih zgodbah, pač z legalnega vidika jim sledimo, ker obstajajo na teritoriju organizacije oziroma asociacije, ki profesionalno delajo to delo in imajo tudi kapacitete in zmožnosti in seveda resurse človeške in tako naprej, da se ukvarjajo z mladoletniki.
La situazione dei minori in Italia è abbastanza difficile perché il loro numero dei minori soli è elevato e il sistema delle comunità per i minori non era stato pensato per questa situazione, perché le comunità, le vecchie comunità per i minori che esistevano 20-30 anni fa avevano tutte chiuso, perché in Italia c'era la legge imponeva la chiusura delle comunità per i minori e imponeva l'affidamento familiare. Pač, znašli smo se v nekem trenutku, ko se ni predvidelo sistema za nastanitev mladoletnikov, in to je zaradi tega, ker je pred 30 leti sistem, ki je obstajal za nastanitev mladoletnikov, bil aboliran. Pač, mogli so vsi te centri, skupnosti so morale zapreti, ker se je za njih predvidelo nastanitev znotraj družine. In zdaj, ko se pa seveda poveča število, dobiš problem, ne? Pomeni, da se ni dobro razmislilo o nekem modelu, ki bi se strukturirano ukvarjal z mladoletnimi. E quindi è successo che molte comunità di accoglienza per i minori hanno riaperto solo perché ci sono i minori stranieri. In zgodilo se je to, da so neke asociacije, ki so bile že dolgo leta zaprte, ampak se znajo ukvarjati ker so se s tem že predtem ukvarjali z mladoletniki, so ponovno odprle, izključno zaradi tega, ker se je povečalo število ljudi. Ne zato, ker bi bil to del nekega razmisleka in sistema. Ne? Posso dire che la qualità del servizio cambia moltissimo da comunità a comunità, quindi c'è una situazione molto molto diversa. Gre za zelo raznoliko porazdeljenost kvalitete ukvarjanja z mladoletniki v Italiji. Kdo nadzira te skupnosti, ki se ukvarjajo z mladoletniki? Allora, le comunità per minori dipendono dalla regione, da noi. Quindi il controllo dovrebbe essere fatto dalla regione. Oltre dal comune in ogni caso, perché il minore che sta lì è responsabilità del comune, però la regione stabilisce i criteri, gli standard, no? I parametri di funzionamento di queste comunità. Regijsko torej se pač dela standarde, se postavlja, kako bi moralo biti, normative, moment kontroli mora biti pa pač na občinski ravni, ker je občina odgovorna za mladoletnika, ki je prisoten na njenem teritoriju. Yeah, you were saying that you want to normalize the situation as much as possible of the asylum seekers. I don't really know very much about the legal rights, but are they able to work as well, and if so, are you able to provide to work employment? Yes, avevo capito giusto, sì. Ok, fino all'altro giorno, praticamente alla fine di settembre, la normativa prevedeva che i richiedenti asilo non potevano lavorare per i primi 6 mesi della loro presenza in Italia. Do uvedbe novega zakona, ki je prišel konec septembra, so prosilci za azil oziroma prosilci za azil niso smeli delati 6 mesecev od prihoda. E questa era comunque già una norma abbastanza favorevole rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea. In že to je bila pač v kontekstu, kako je ta časovno obdobje v drugih državah, v Sloveniji še 9 mesecev? Ja, iz 12 na 9 smo prišli, ne, 2012. No, je pač vseeno 6 mesecev že v tem prejšnjem kontekstu, pred spremembo, ki bomo zdaj napovedali, je v bistvu bilo že pozitivna na nek način, na rekovajih. Adesso da questi giorni l'Italia ha scelto una strada veramente molto radicale, cioè ha abbassato a soli 2 mesi questo periodo. In iz teh 6 mesecev z uvedbo novega zakona smo prišli do precej radikalne izbire in to pač Italija se odločila za 2 meseca. Po 2 mesecih imajo pravico do dela. Prej so bili 6 mesecev, nismo smeli aktivno ekonomsko sodelovati, zdaj pa po 2 mesecih lahko. Ja, ok. V bistvu me prej govoril o rasizmu kot o folklori in sem ga v bistvu vprašala, kaj pa primer organiziranega rasizma. Ne vemo, recimo, da se Casa Pound krepi v regiji, zlasti v Gorici, ker so pred 2 tedni kljub protestom odprli sedež. Skratka, kakšna je situacija tukaj in če deluje tudi v tem delu regije? In effetti, così mi spiego meglio. Io effettivamente non intendevo dire che il razzismo non c'è o che appunto è solo folklore, intendevo dire che abbiamo cercato un sistema per neutralizzarlo.
e per renderlo abbastanza ridicolo, perché in effetti non sa cosa fare sostanzialmente, questo è il problema, no? Perché il modo tradizionale con il quale organizzarsi alla fine non riesce a trovarlo, perché le persone esistono, già ci sono, già tutto sta avvenendo e quindi non puoi lavorare troppo sulla fantasia. Ko je omenil, prej smo govorili, da je rekel, da na tej neki folklorni ravni prisoten rasizem, bi se rad zdaj razložil, da s tem ne misli, da ga ni, pa da ne obstaja moment neke poskusa organizirane ksenofobije, ampak o temu, da mi delujemo na takšen način, da ljudje so že tukaj so že prisotni, že živijo in so že del tvoje realnosti, dragi ksenofob, zdaj pa ti vidi, kaj boš s tem počel. Ne? In je ta moment fantazije, ko ti ne veš, kdo prihaja in se bojiš, kdo ti bo prišel, je v bistvu ukinjen. Ne? In gre za neko obliko rasizma, ki ni organiziran, ne ve točno, kaj narediti, ker ima že ljudi tam, to je že to, ker do napadov še ni prišlo, ci sono stati nessuno, no? Taki. No. Ok, potrebbero cambiare in giorno per questo chiedo. Pač ni prišlo še do fizičnega napada, no, to je zaradi tega si lahko dovolimo to reči v resnici, ne, da je bolj neko bezljanje, no, v tem smislu folklora, ne, rasistično. Però il caso di Gorizia dimostra come il razzismo esiste, perché a Gorizia il comune non partecipa al programma, anzi è molto contrario, alimenta la paura pubblica, per cui a Gorizia non si trovano i posti, le persone stanno in strada e questo circuito si autoalimenta. Gorica je primer te ksenofobije, zapavntke odprla in tako naprej, je tudi zaradi tega, ker občina ne želi sodelovati v tem projektu in se v bistvu celo upira temu, da bi se ta projekt ustanovil na občinski ravni, kar pomeni, da imaš ljudi, ki so na cesti, kar pomeni, da imaš konflikt, ki se povečuje, namesto da bi se reševal in je popolnoma normalen odgovor, ni normalen. Pač tam se je bili pogoji, ravno tega, ker ni intervencije, na tem nivoju so se ustvarili pogoji, da se je konkretiziral rasizem. Sì, certo. Pač alternativa je to, mislim, pač rešitev na ta problem je to, da se občine na nek način dejansko zdaj dosti pač prisili, da se vključi v ta sistem. Sì, anche questo confronto fa capire come il razzismo non si combatte facendo le cene etniche, no? ma costruendo dei sistemi pubblici che funzionano, no? Perché altrimenti siamo sempre a zero. Eden izmed dokaz, da se pač proti rasizmu ne moremo boriti s tem, da organiziramo etnične kuhinje, ne? Ampak s tem, da v bistvu vzpostavimo delujoč socialni model na teritoriju. Tako se borimo proti rasizmu. Hotela sem reči to, da tudi na nivoju dostopa do služb, ne, recimo zdravstvene službe, je zelo pomembna ta njihova dobra izkušnja, kjer v bistvu, če imamo ta klasičen center, ki ga poznamo v Sloveniji, recimo za tujce, mora recimo zdravnik priti v center, ne, in torej oni nimajo stika, recimo zdravstveni delavci, tako običajne službe, recimo zdravstvene, večinoma. In tisto, kar sem še omenila, je to, da pač v Sloveniji imamo precej slab dostop zdravstvene skrbe, recimo strani prosilcev za azil, ki imajo dostop predvsem do nujne zdravstvene pomoči, nujne zdravstvene skrbe, v posebnih primerih pač to česa več, ampak večinoma ne, tako da še lahko malo povejo o zdravstvu. No. Sì, come tu stessa, in questo sistema le persone sono appunto iscritte al sistema sanitario e hanno il medico cosiddetto di base, il medico generico che abbiamo tutti noi, sulla base della divisione appunto per popolazione. Pač ljudje znotraj tega projekta imajo popolnoma normalen dostop do zdravstvene oskrbe. To pomeni, da se vpišejo na zdravstveno zbornico, kako se mora reči, zdravstveno... Zdravstveno zavarovanje imajo, v bistvu vpišejo se, izberejo si svojega, oziroma jim je dodeljen, če sami ne znajo izbrati svojega zdravnika, domačega zdravnika, kako se mora reči, osebnega zdravnika. In seveda ta porazdelitev je ista, kot velja za nas, glede na procent ljudi, koliko jih lahko eden pač dobi. L'unico problema che in qualche modo abbiamo è quello di trovare chiaramente dei medici di base disponibili, magari che parlano inglese, e quindi alla fine
diciamo non è facilissimo, però in teoria appunto il medico di base è assegnato automaticamente sulla base del fatto che abiti lì, in quel quartiere, in quella strada, eccetera, eccetera. Ja, ker Trst je vem po četrteh, ne, in ti ne glede na to, pač v kateri četrti živiš, v tistem rajonu ti je dodeljen potem, oziroma lahko ti izbiraš zdravnika. In tako se dejansko zbere večja težava v resnici v praksi najdeti zdravnike, ki vsaj malo angleško govorijo, pa tako, da lahko sploh na neki osnovni ravni komunicirajo z svojimi pacienti oziroma pa z ljudmi, ki grejo do njih. Ecco, va detto che per la normativa italiana le cure sanitarie sono assolutamente identiche a quelle rivolte agli italiani o agli europei. Sono vietate differenze di trattamento. Gre za popolno izenačenje dostopa in kvalitete servisov za prosilce za azil in za državljane Italije. Je še več, v bistvu je kakršnakoli oblika diskriminacije na tej ravni je strogo prepovedana zakonsko. Forse voi non sapete, non tutti lo sapranno, che in Italia è prevista anche l'assistenza sanitaria cosiddetta essenziale e urgente, però comunque è prevista anche per le persone che non hanno nessun titolo di soggiorno. Malo manj znano dejstvo je, da je neka oblika esencialne oskrbe, osnovne zdravstvene oskrbe v Italiji dodeljena in imajo dostop do nje tudi tisti, ki nimajo nobene oblike dokumentov, ker niso dokumentirani. Ma nimajo nastanitve, no, v resnici, nima domicilja. Ed esiste, e appunto gli stranieri che non hanno documenti hanno comunque una tessera sanitaria anonima fatta con un numero appunto per proteggere il loro anonimato. In pač te osebe, ki pač brez dokumentov dobijo zdravstveno izkaznico, sicer ima anonimno obliko, ni fotografije, je na bazi številke in z njo ima dostop pač do zdravstvenih storitev, to je STP. Cioè stranieri temporaneamente presenti, to pomeni za tujce, ki se začasno zadržujejo. C'è un articolo di legge che vieta, appunto, proibisce alle autorità sanitarie di comunicare alla polizia gli estremi del titolare di quella tessera. Pač obstaja prepoved zakonska, da bi lahko zdravnik, pa pač kdorkoli, ki nudi zdravstveni servis, osebo oziroma pač prijavil osebo avtoriteti. To meni zdravnik ne sme nedokumentiranega migranta prijaviti. Zakonsko je ne sme prepovedano. Da questo punto di vista sicuramente è la normativa più avanzata in Europa. In pač iz tega vidika lahko govorimo, da gre za eno izmed najbolj pač progresivnih decretov, zakonov znotraj Evrope. Ma è anche, devo dire, una cosa che è una cosa molto sentita e molto vissuta, infatti non è mai stata messa seriamente in discussione neanche dai governi, diciamo, di destra, è perché appunto la salute è concepita come un diritto assoluto, diciamo, il diritto di accesso alle cure come un diritto assoluto. In pač ta zakon oziroma ta sistematika, ta metodologija, sistem ni bil napaden v bistvu niti strani precej močno ali pa jasno, eksplicitno desničarskih režimov v Italiji. Ni zaradi tega, ker obstaja nek splošen konsens, splošen kontekst, da gre za, ko se govori o dostopu do zdravstvene oskrbe, v bistvu za neko absolutno pravico. In pač nihče, niti desničari niso pač še o njej razmišljali, da bi jo recimo potolkli. What happens if asylum seekers get negative decision to their asylum application? Are they still allowed to stay, or what happens then? Sì, nel caso di appunto rifiuto della domanda d'asilo c'è il diritto a fare ricorso entro 30 giorni dalla decisione negativa. Ob pač negativni odločitvi glede statusa ima oseba možnost 30 dni, da se pritoži. Pritožba je pač možna v roku 30 dni. E il ricorso in primo grado, perché ci sono varie possibilità, poi c'è l'appello, eccetera, quindi insomma il ricorso in primo grado dà comunque diritto a rimanere in Italia col permesso di soggiorno e anche a continuare ad avere l'accoglienza. In ta pritožba na tej prvi stopnji pritožbe vseeno omogoča osebi, da ostane, da se zadržuje na teritoriju in da je še vedno deležna vseh pač servisov, to pomeni tudi nastanitve. Solo in alcuni casi molto limitati
quando la domanda d'asilo è stata dichiarata totalmente infondata, il diritto al ricorso c'è lo stesso, i famosi giorni ci sono lo stesso, ma il giudice decide se dare una autorizzazione alla permanenza oppure no. Però sono casi veramente molto limitati. V zelo, zelo majhnem številu, pač nekaj skoraj zelo limitirani številu, ko gre za odgovor prosilcu za azil, da je njegova prošnja popolnoma pač ne, da nima nobene osnove za prošnjo za azil, se lahko sodnik odloči o temu, ali se ta oseba lahko še naprej zadržuje na teritoriju ali ga pač ga mora zapustiti. In tudi tam ni avtomatsko, ker te komisija dejansko potoče, reče, sploh nimaš nič znanja. Ma to se zelo redko dogaja. La domanda mi consente anche di dire che purtroppo c'è una cosa, un aspetto negativo, ovviamente esistono anche in Italia, ma in numero per fortuna veramente molto molto piccolo, i richiedenti asilo trattenuti nei centri di detenzione. Ja, in pač to vprašanje mi odpira tudi, da vam povem neko negativno izkušnjo, ki obstaja, da imamo kljub vsemu, kar smo danes povedali, v Italiji še vedno prosilce za azil, ki so zaprti v centrih za tujce. Ne govorimo več o azilnih domovih, pa o centrih za tujce. In nessun caso l'invio al centro di detenzione può essere fatto perché per esempio la persona non aveva documenti o è entrata irregolarmente o cose di questo tipo. Viene fatto solo in casi molto molto limitati quando diciamo ci sono alle spalle dei reati significativi. Osebe, ki pač ne obstaja osnove v smislu, da če oseba nedokumentirana prišla na teritorij, pa če je bila pač registrirana na strani policije kot brez dokumenta, to meni nekdo, ki ga je lahko imel, pa ga v nekem trenutku nima več. Te ljudje, v bistvu se v zelo majhnem številu se zgodi, da se to, ampak v večini primerih se v center za tujce pač da ljudi, za katere so dokazi, da je storil kazniva dejanja na teritoriju. Sul territorio, no? Sì, come sul territorio. Cioè che ha fatto... Sì, certo, in Italia, reati penali, sì, certo. Gravi, sono gravi, una certa gravità. In questo caso, solo in alcuni casi appunto abbiamo l'invio al centro di detenzione e nel caso di rigetto della domanda, in quel caso è il giudice ad autorizzare la permanenza, non è automatico. Il diritto al ricorso c'è, ma il diritto poi a rimanere in Italia è valutato dentro il ricorso stesso. To pač ponovil še enkrat, imamo torej dva sistema. Tisti, ki je dobil zavrnjeno prošnjo, v vseh primerih se lahko oseba pritoži, ko dobi negativni odgovor, s tem, da imamo tisti del, ko se pač pritoži in se ponovno prošnja na prvi stopenjski ravni obravnava, in primere, ko je bila prošnja zavrnjena zato, ker nima nobene osnove za to, da je bila sploh formulirana, ko se potem sodnik odloča o tem, ali se osebe lahko zadržuje na teritoriju ali ga pa mora se pustiti. La voglio ringraziare moltissimo per le esperienze molto importanti per questo contesto. Hvala za udeležbo in nadaljujemo. Io volevo anche dire che chiunque voglia, diciamo, restare in contatto, noi appunto avremo piacere di avere maggiori scambi, visto che siamo così vicini. Kdorkoli bi, preden zaključim, preden se odidemo, bi rad povedal, da si zelo želimo kontaktov, to pomeni ljudje, ki mislite, da lahko skupaj kaj naredimo, nam dajte svoje kontakte in ostanemo v kontaktu, ker smo v resnici zelo blizu. E soprattutto nei limiti del possibile, non perché pensiamo di insegnare niente a nessuno, però vorremmo cercare di dare una mano a chi vuole, diciamo, proporre dei cambiamenti di carattere politico, legislativo, anche in Slovenia rispetto a questi temi. In ne zato, ker bi radi bili pač pametni in se v bistvu nekomu učitelji učili, kako se to dela, ampak bi vam iskreno radi pomagali oziroma dali eno roko pri temu, če si dejansko tudi v Sloveniji želimo nekega sistema, ki je alternativen tistemu, ki ga imamo danes. Per esempio, chi riesce a leggere l'italiano, purtroppo il sito è solo in italiano, vi segnalo che c'è anche questo sito in inglese, c'è qualcosa anche in inglese. Questa è un'associazione appunto in qualche modo parallelo, che non è l'ICS, ma sono un'altra associazione di cui io faccio parte, di appunto studi giuridici sull'immigrazione, e produciamo appunto molte proposte,
molte riflessioni, molti studi anche a livello europeo sulle politiche del diritto d'asilo e dell'immigrazione. Vabim vas, da si preberete oziroma da imate na učkah tole stran, ki je sicer nažalost v veliki večini v italijanščini, nekaj majlega obstaja tudi v angleščini. Sicer to ni ICS, ampak je asociacija za legalne študije o migracijah in Gianfranco je del tudi te asociacije in znotraj tega najdete ne samo situacijo in pa predloge, kako izboljšati sistem v Italiji, ampak kako bi se lahko to delalo na evropskem nivoju. Je po italijanščini, žal vecino. Ma i documenti, cioè, non ho mai capito in realtà quali sono in inglese quelli più importanti. Per esempio sono in inglesi quelle che riguardano le normative europee, adesso la proposta è sulla relocation, sulla carta europea sulla migrazione, tutti questi documenti li stiamo traducendo in inglese, sì. I documenti, ki se tikajo te evropske ravni, jih spotoma prevajamo tudi v angleščino.